Signore e signori, buon pomeriggio a tutti da Francesca Vitaliani e vorrei fare un grande applauso per l'inaugurazione di questo momento tanto atteso, la 149esima Fiera di San Marco. Qui di fianco a me ho una presenza fondamentale importantissima, l'applauso va rivolto al viceprefetto Gaetano Losa, commissario straordinario del comune di San Bonifacio. L'evento della Fiera di San Marco è un evento che, come diceva lei, è nato come evento agricolo, però poi si è trasformato nel corso di questi 149 anni in un evento anche commerciale, una cosa che tutta la comunità di San Bonifacio, ma anche tutto l'interland della zona di San Bonifacio, tutto l'est veronese attende. Noi come commissari abbiamo questo compito, io e i miei colleghi stiamo facendo di tutto perché tutti i cittadini di San Bonifacio possano essere soddisfatti di questo traghettaggio da un'amministrazione alla nuova amministrazione che ci sarà. Rino Davoli, presidente del premio Sorriso di Beatrice, che invitiamo a raggiungerci sul palco perché in questa maniera ci dirà direttamente che cosa rappresenta questo premio e perché. Quest'anno il premio Beatrice ci ha chiesto l'oncologia di fornire un supporto psicologico ai pazienti di cancro e ai loro familiari per l'intero anno. Noi dobbiamo raggiungere quella cifra, non è neanche tantissimo, si parla di 7-8 mila euro per un anno, quindi sono sicuro che lo raggiungeremo. Avevamo dei dubbi perché sempre la figura del commissario, invece lo devo ringraziare davvero dal profondo del cuore perché non ci conosceva come realtà e credo che però abbia capito in breve tempo e ci abbia concesso questa possibilità di essere ancora qua per un altro anno. Quindi davvero grazie di cuore, a nome di tutta l'associazione. Grazie di cuore a Rino Davoli e anche un'importante realtà come il gruppo Lions partecipa anche dal punto di vista benefico alla nostra fiera. Sentiamo in che maniera direttamente dal presidente, portavoce, il dottor Manfredi. Benvenuto. Grazie a tutti, anche da parte mia un saluto alle autorità militari, alle autorità civili, a tutti i presenti. È un piacere anche per il Lions Club rappresentare il volontariato, la solidarietà della nostra comunità, fondamentale per una convivenza civile che sia decisamente più fraterna e più sicuramente amichevole e soprattutto di grande aiuto per le necessità della nostra collettività. Qui per fare questa raccolta e dare una mano a questi ragazzi per fare i campi estivi insieme a questi educatori. Quindi invito tutti voi a venirci a trovare al gazebo, fare una donazione se volete, cioè in cambio di una vostra donazione c'è un libro, ci sono tanti oggetti vintage che i soci mettono a disposizione, venite a trovarci, buona fiera a tutti e grazie. È arrivato il momento più importante, quello in cui vorremmo una preziosa benedizione e la presenza insostituibile del parroco di San Bonifacio, ossia Don Matteo Zorzanello, che ci aspetta giù perché andiamo a procedere con il taglio del nastro. Allora, con molta semplicità è quello che la benedizione semplicemente dire che è una cosa buona, di trovarsi insieme, di valorizzare il territorio e soprattutto vivere la comunità e anche questo dono di Dio. Dio Onnipotente, che per noi è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Iniziamo? Vai. Ok. Grazie di cuore a Don Matteo Giordanello, grazie a tutte le autorità che sono intervenute e in bocca al lupo questa attesissima 149esima edizione della Fiera di San Marco, ricordiamolo, patrono di tutta la regione veneta. Grazie, buon proseguimento e divertitevi.